La mezzanotte è scoccata da qualche ora, il nuovo anno è caricato di buoni propositi e aspettative, ma lei, una turista di 42 anni che arriva dalla Germania, vede infranti i sogni e attese nell'androne di un palazzo a Cannareggio. La donna, in vacanza a Venezia, sta rientrando dai festeggiamenti di San Silvestro. È oramai quasi arrivata al suo alloggio, quando viene avvicinata da un giovane di origini marocchine. Lui cerca un approccio, lei non gli dà retta, ma il 25enne non molla e si fa prima insistente, poi minaccioso. La 42enne è oramai davanti al suo palazzo, lui la spinge dentro l'androne e la scaraventa a terra. Sta per consumarsi la violenza, fuori continuano i festeggiamenti. Ma un residente sta anch'esso facendo ritorno a casa, il veneziano fatica ad aprire il portone, c'è qualcosa che lo blocca, ci mette più forza e riesce così ad aprirsi lo spazio per inserire il braccio e accendere la luce. Il giovane, a terra sopra la povera vittima, a quel punto si ricompone in fretta e scappa per le scale. Da lì a poco arriveranno SUEM e agenti. I sanitari trovano la 42enne molto spaventata. La polizia intanto passa a setaccio l'edificio. Beccano l'aggressore nascosto nel buio dietro un muro di cinta all'ultimo piano. Il ragazzo risulterà irregolare con precedenti penali. Alle prime luci dell'alba del 1° gennaio finisce in carcere a Santa Maria Maggiore con l'accusa di violenza sessuale.